Cari amici, come va? Spero tutto bene. Oggi sono tornato nuovamente a Verzegnis e sono ridisceso ad Invillino per la stessa discesa che ho fatto una decina di giorni fa. Perché faccio il video anche questa volta? È semplice. L'altra volta avevo fatto il video in prima persona, ovvero quello che vede il ciclista dalla sua bici. In quest'altro video invece la prospettiva è completamente cambiata perché mi si vede in terza persona, ovvero come se avessi una macchina a precedermi che mi riprende. Spero che questo video vi piaccia, che le riprese vi piacciono. Fatemi sapere nei commenti se preferite questa visuale o quella del video precedente. Trovate il link del video precedente in descrizione e noi ci vediamo al termine per i saluti finali. Eccoci qui amici in questo tornante che ho preso malissimo, ho voluto fare una prova con le traiettorie e evidentemente non devo più fare prove del genere perché la traiettoria è venuta veramente male. Mi sono consolato comunque con la traiettoria del tornante che sta per venire perché quella mi è piaciuta molto di più. Bene amici, grazie per avermi seguito anche in questo video e anche oggi posso dire Verzegnis in Villino, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.